Dal politrauma alla terapia intensiva, passando per il soccorso primario, un percorso di emergenza e urgenza dove è fondamentale l'azione dell'infermiere che si riflette sul sistema delle ambulanze. Se ne è parlato nella sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI nel corso di un convegno sul tema il politrauma dal soccorso primario al ricovero in terapia intensiva, competenze infermieristiche e multidisciplinarità a cura dell'OPI, al quale ha partecipato un folto pubblico attento agli argomenti trattati dai relatori di spicco. Un sistema di emergenza-urgenza sicuramente che ha bisogno di una rete territoriale efficiente per poter funzionare. Ricordiamo la Carta di Riva del 2021, assieme ripresa poi dal manifesto di Firenze del 2023 riguardo l'emergenza-urgenza, che detta le linee guida per come dovrebbe essere gestito il sistema di emergenza-urgenza in Italia. Ci dovrebbe essere un sistema uniforme, capace di garantire a tutti i cittadini un'uniformità di interventi sanitari. Per fare questo ci vuole una rete territoriale efficiente e l'infermiere di famiglia potrebbe dare un contributo notevole a far sì che la rete territoriale sia efficiente a garanzia dell'utenza. In tutto questo l'infermiere ha un ruolo principale. Sappiamo che il sistema dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale con un'assistenza con ambulanze di base, ambulanze con infermiere a bordo, quindi un sistema avanzato e con un team multidisciplinare. Sicuramente l'infermiere adotterà nelle ambulanze dove si trova ad agire come unico professionista dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali validati con algoritmi sicuramente anche questi validati da supporto scientifico. La figura dell'infermiere all'interno dell'ospedale è molto importante quando arriva un paziente politraumatizzato, è quello incominciare intanto a stabilizzare il paziente da un punto di vista infermieristico, quindi parametri e tutto quello che c'è da fare. Quindi diciamo che occupa un ruolo abbastanza importante nella gestione del paziente traumatizzato, ma anche sul territorio è più importante anche la figura infermieristica. Perché sul territorio, a volte nel nostro territorio, l'ambulanza con infermiere è una di quelle ambulanze che arrivano prima rispetto anche a un'ambulanza medicalizzata che magari arriva anche da più lontano. L'argomento di oggi viene affrontato qui all'Ordine Provinciale degli Infermieri, il trauma in tutte le sue sfaccettature. I colleghi infermieri ci invitano a presenziare a questo congresso perché il concetto trauma per noi intensivisti ovviamente è un concetto di tipo familiare, fondamentalmente un argomento che trattiamo abitualmente e ogni giorno, ma per quello che è invece l'approccio infermieristico e l'approccio con il laico, col cittadino comune, ovviamente è un argomento sicuramente ostico. E l'argomento di oggi, l'obiettivo di oggi è fondamentalmente quello di cercare di far crescere negli animi dei soggetti laici e soggetti infermieri, soggetti sanitari non medici, quello che è il migliore approccio nella gestione di questi soggetti affetti da patologia legata a un trauma, a un politrauma, a un incidente stradale, una caduta dall'alto e così via, che possono determinare purtroppo conseguenze patologiche tali da portare anche al decesso.